Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, non ci frena né l'allerta rossa né il venerdì 17, a parte gli scherzi, siamo sempre qui per dare un po' l'anteprima, le anticipazioni di quello che è la prossima giornata di campionato in Serie C, ma soprattutto ovviamente fare i puntati su quello che succede in casa Catania dopo una settimana calda che ieri ha visto anche la conferenza stampa di Grella. Ne parliamo in studio, parleremo anche tanto di mercato con Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche al nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio, che in realtà a Catania non è proprio buono, ha tutto tranne che buono. È tutto tranne che buono, soprattutto una mezz'oretta fa diciamo sì, che abbiamo visto gli effetti dell'allerta. Contro l'allerta noi abbiamo un antidoto anche contro il venerdì 17, si chiama Anna. Ciao Anna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a chi ci sta seguendo. Noi come ogni puntata aspettiamo i vostri messaggi al 342 77 12 855. E allora Anna, io direi che torno da te perché sentiremo e ascolteremo ancora qualche stralcio ovviamente della conferenza stampa di ieri, più di un'ora e mezza di conferenza stampa per il vicepresidente e amministratore delegato del Catania, ma prima facciamo il punto su quello che ci attende nel weekend, dunque torno da te Anna. Diamo il via alla 23esima giornata di campionato che inizia questa sera alle 20:30 con Giuliano Cerignola. Domani alle 17:30 Avellino Cavese, Benevento Altamura, Sorrento Potenza, Trapani Taranto. Domenica 19 gennaio alle 15 Juventus Next Gen Monopoli, alle 17:30 Picerno Catania, alle 19:30 Foggia Latina. Si chiude la 23esima giornata di campionato lunedì 20 gennaio alle 20:30 con Messina Crotone e Turris Casertana. Passiamo alla classifica. Monopoli con 44 punti, segue Benevento 43, Cerignola 39, Avellino 37, Crotone Potenza 36, Picerno 32, Catania Giuliano 31, Trapani 29, Cavese Sorrento 28, Altamura 27, Latina 26, Foggia 25, Juventus Next Gen 24, Casertana 20, Messina 19, Turris 12 e chiude la classifica il Taranto con 3 punti. Questa dunque la classifica, grazie Anna, del campionato di Serie C con il Catania che abbiamo visto a praticamente gli stessi punti del prossimo avversario che è il Picerno, stesso rendimento delle due squadre, il Catania ha un punto in meno per la penalizzazione che tutti conosciamo. Allora entriamo nel vivo perché fra poco parleremo chiaramente come sempre dell'avversario del Catania, di quello che ci attende nella partita di domenica al Curcio, ma intanto facciamo un passo indietro, andiamo ad ascoltare qualche parola di Grella così poi la commentiamo insieme, partiamo dalla situazione centro sportivo. Il Presidente in questo momento ha aperto 2 trattative per 2 terreni. Questo non esclude la possibilità di proseguire con i vari analisi che oggi sono molto legati al costo e beneficio di prendere Torre del Grifo. Noi abbiamo mandato, ora stiamo parlando di qualche 6 mesi fa, 2 ingegneri che hanno fatto una relazione molto importante per quello che può essere un costo reale del ripristino di Torre del Grifo, e visto i numeri di oggi per l'acquisto e i numeri per il ripristino sono numeri molto molto importanti. Allora, queste le indicazioni da parte di Vincenzo Grella per quanto riguarda il centro sportivo, Torre del Grifo si diceva, acquisto più ripristino, sono numeri al momento importanti, dunque per il momento ci si guarda attorno con questi altri terreni. Carlo, cosa ne pensi? Perché poi la cosa fondamentale è che serve veramente la casa e da quando è arrivata questa proprietà che se ne parla bisogna arrivare a una soluzione. Serve una casa, questo credo sia l'obiettivo prioritario di una società così importante come il Catania, e quindi avere una casa, avere delle strutture a disposizione per gli allenamenti della prima squadra del settore giovanile, secondo me è prioritario anche al raggiungimento veloce di una categoria superiore.
Ermanno, vengo da te perché si parlava, e ne parlava anche Carlo, l'ha detto anche Grella ieri sul discorso del settore giovanile, a parte le affiliazioni e tutto ciò che ruota attorno al mondo Catania. Sicuramente il settore giovanile è un punto di partenza per una società che vuole crescere, che vuole programmare negli anni. Il Catania, da quando si è diciamo la Pelligra Group, da quando si è insediato nel nostro panorama calcistico, ha voluto programmare e progettare per più anni. Quindi quando fai una progettazione a lungo termine devi pensare a quello che è il tuo settore giovanile. Non è una cosa semplice, come ci ha detto prima il mister, servono delle strutture, perché è impensabile avere 5.000 tesserati tra giocatori del tuo settore e giocatori affiliati delle squadre affiliate che non hanno delle strutture proprie, quindi avere delle strutture che siano stabili. Nesima per esempio incominceranno i lavori adesso incominceranno i lavori. Fine gennaio. La domanda che mi viene è: adesso i ragazzi ma anche il calcio femminile che si allenano quotidianamente dalle 3 del pomeriggio fino alle 9 di sera, avendo chiuso Nesima, chiuderanno Nesima, dove andranno ad allenarsi? Ed è una grande domanda, perché comunque i campionati vanno avanti, i ragazzi hanno bisogno di allenarsi dalle 4 alle 5 volte a settimana, comunque se bisogna crescere sotto quel punto di vista c'è bisogno di una struttura, e strutture che non riguardano solamente il campo in sé, che è importante, riguardano anche altri spazi che possono essere le palestre, spazi che riguardano anche gli spogliatoi, spazi che riguardano anche proprio le sale video, diciamo tutto quello che riguarda l'aspetto tattico, tecnico del singolo giocatore, perché se poi si vuole fare una crescita a tutto tondo per un atleta bisogna lavorare proprio su tutti questi aspetti, quindi sicuramente bisogna partire con una base solida, però bisogna farlo subito. Bisogna farlo subito. A proposito poi appunto dei lavori di Nesia, bisogna vedere poi come incideranno chiaramente sulla struttura dove si allenano appunto i ragazzi e la squadra femminile del Catania. Altro tema che ha fatto molto discutere, soprattutto nel mese di dicembre, in cui effetti comunque sono arrivati anche adesso, è quello del bilancio del Catania. Un bilancio in passivo, ne ha parlato così Grella in conferenza stampa. Abbiamo anche visto qualche preoccupazione per quanto riguarda le perdite dei primi 2 anni di nostro lavoro qua a Catania. Sono perdite che hanno 2 fasi. La prima fase, dopo la vittoria della Serie D, un budget concordato con il Presidente e il Consiglio, con un aumento di questo budget per quanto riguarda non solo il mercato di gennaio, ma altre spese che non erano previsti nel primo budget, che erano concordate con il Presidente, con tanto di autorizzazione e timbri. Per quello lui non era sorpreso dalla perdita, perché durante il percorso dell'anno scorso lui era consapevole e ha autorizzato tutte le spese. La Grella a questo punto l'ha toccato in parecchie fasi della conferenza stampa Carlo Breve, perché ha detto abbiamo fatto degli errori, ho fatto degli errori, ma comunque tutto quello che ho fatto l'ho fatto con l'avallo da parte del Presidente. Sai, sono dinamiche che non mi appartengono, però quando sento un uomo obiettivo che dice con onestà e si assume delle responsabilità dicendo che è stato inesperto, che ha sbagliato in determinati passaggi, che se il Presidente non avesse più la fiducia che ha riposto in lui non ne farebbe assolutamente un problema, ma prenderebbe le valigie e andrebbe via. Io da uomo allargo le braccia e dico: ha un'onestà intellettuale forte.
Questa è la considerazione ovviamente di Carlo Breve, che è una considerazione personale. Tante considerazioni ci sono state sui social ovviamente su questa conferenza stampa e io immagino, Anna, torno da te, che già ci saranno dei messaggi da parte dei nostri telespettatori proprio sulle parole di Grella. Esatto, Marco, ci scrivono: ho ascoltato la conferenza di Grella, mi sembra che siamo sempre alle intenzioni, il centro sportivo, il campo di allenamento, il logo, e sempre sulla conferenza la differenza che ho notato è relativa al mercato, spero non facciano come a gennaio scorso, i problemi degli esuberi nascono soprattutto da lì. E ancora ci chiedono: alla fine del mercato secondo voi arriverà almeno un rinforzo per reparto? Allora, andiamo sul discorso Grella prima. Beh, qualcuno questo tema l'ha sollevato, no? Si è detto, alla fine, gli stessi discorsi che sono stati fatti ieri li abbiamo sentiti anche 2 anni fa quando questa proprietà si è insediata. Sì, è verissimo. E lui ti risponde in maniera obiettiva: ho fatto degli errori, sono stato inesperto. Se il Presidente non ha più fiducia in me lo dica, non ho nessun problema a prendere la valigia e farla. Ma io sto lavorando e lavorerò fino a quando avrò la fiducia del Presidente per il bene del Catania, convinto che alla fine riuscirò ad ottenere gli obiettivi che la società si è prefissata. Quindi ti dice così, poi è giusto che ci siano delle considerazioni diverse da parte dei giornalisti e da parte della città, che gli obiettano tanti errori, glieli fanno notare, glieli evidenziano, ti risponde in maniera onesta, intellettuale. Io personalmente trovo un'onestà intellettuale forte da parte di quest'uomo e quindi non mi sento di obiettargli più nulla. Mercato, ne parleremo fra pochissimo, per il mercato del Catania, si diceva appunto della possibilità di un mercato diverso rispetto a quello dell'anno scorso, del gennaio dell'anno scorso, un mercato di riparazione effettiva e non di rivoluzione, anche perché la situazione, insomma, lo sappiamo. Anche in questo è stato chiaro, scusa Marco, sì. Anche in questo è stato chiaro. Se ci saranno delle vendite, ci saranno degli acquisti. È stato chiarissimo. Esattamente il contrario di quello che è stato l'anno scorso. Se poi il Presidente ci autorizzerà a mettere un extra budget, ho visto tutta la conferenza e quindi è chiaro che parlo perché ho visto. Se il Presidente ci autorizzerà un extra budget, noi agiremo pure sul mercato. Stessa situazione che di Torre del Grifo, del centro sportivo, e sul campo allenamento. Anche per questo ci sono state tante critiche, perché Grella, ora lo sentiremo, si è reso conto dell'errore di far allenare la squadra al Cibalino, terreno chiaramente più piccolo, e poi al Massimino, che si rovina in vista delle partite di campionato. Andiamo ad ascoltarlo. Stiamo valutando ora un campo a tempo breve per far allenare la prima squadra. È una cosa che ho preso un po' di tempo, decisione presa da me, e prendo la piena responsabilità di questa decisione, visto le difficoltà che abbiamo sia con il Cibalino e poi tenere in condizioni, come dire, ottimali il campo principale, perché andandoci sopra spesso, visto a volte i limiti del Cibalino, abbiamo capito che questo non funziona e sono alla ricerca ora di un campo. Anche lì dobbiamo fare un ragionamento sul costo di ripristinarlo, metterlo a posto per tempo breve. Per quello sarà una spesa che dobbiamo valutare bene, ma l'esigenza c'è. Si parla di pedali, Massa Annunziata, si parla di tanti altri campi, è un'ammissione anche in questo caso, c'è chi dice tardiva. Sì, principalmente perché al Cibalino era un problema anche lo scorso anno, cioè era un campo che conoscevi e l'unico campo che hai a disposizione momentaneamente che sia in erba vera, in erba naturale, e tutti gli altri, anche Nesima stesso, in erba sintetica, e quindi ovviamente è giusto che l'allenatore, lo staff tecnico durante la settimana si vogliano allenare in un campo che poi rispecchia quello che è il campo su cui giochi la domenica. L'unico discorso è sì,
possono nel tempo breve, ma quanto è breve questo tempo? Quanto è, cioè, anche parlando di Massa Annunziata, si è sentito ieri, poi Mascara ha fatto un Sì, po', ha fatto anche un post, sì, un post, però anche su questo Massa Annunziata, se andiamo a vedere le condizioni non solo del campo, del terreno di gioco, ma anche delle strutture di ripristinarlo, per rimetterlo, ci vuole un bel po' di tempo, oltre che del denaro, che a quanto pare non sia un problema, però il tempo sì. Allora, fra poco andremo sull'aspetto del mercato, però prima voglio tornare da Anna perché ci sono altri messaggi, immagino, sull'argomento, Anna. Sì, ci scrivono: salve a tutti, conferenza di Grella praticamente inutile. Le solite frasi di circostanza, ho strappato l'abbonamento. Carmelo da Gravina. E ancora, buongiorno, resto del parere che bisogna pensare al prossimo anno con acquisti oculati di alcuni giocatori entro il 25 luglio, insieme all'acquisto di Torre del Grifo, e chiudere quest'anno senza brutte sorprese. Salvo abbonato Tribuna. Insomma, diciamo che l'ottimismo non regna in casa dei tifosi del Catania, è anche giusto che sia così, considerando come sta andando la stagione. È chiaro che se il Catania avesse la dichiarazione di ieri di Grella, a no? Benevento, sicuramente stavamo parlando di tutt'altro, questa conferenza non ci sarebbe stata e oggi staremmo parlando tutti di Serie B. Poi quando Grella dice ci siamo accorti, cioè non è che, io non credo che sia stato l'unico a decidere che la squadra si doveva allenare al Cibalino e poi al Massimino. C'è uno staff tecnico, c'è uno staff societario che ha avallato questa decisione, cioè non è che è una sorpresa. Certo, quindi lo capisco, c'è una se errore condivisione, c'è stato, che sicuramente è stato di tutti. c'è stato, errore è E lui stato però fatto da tutti. rappresenta il vertice della società, è chiaro, e ieri l'ha anche detto. Allora, apriamo la finestra del mercato, andando ad ascoltare prima quello che ha detto, alcune cose che ha detto sul mercato Grella, e poi ne parliamo insieme. Perché noi portiamo dall'estate degli esuberi che ogni giorno che passa non diventa più facile la loro uscita, ma stiamo cercando in tutti i modi con i vari procuratori di trovare una soluzione per loro. Abbiamo preso dei calciatori a giugno che chi per un motivo e chi per un altro non ha reso quanto noi potevamo immaginare, e noi aspettiamo questo tipo di rendimento visto gli investimenti che ha fatto il club. Visto gli investimenti che ha fatto il club, ci aspettavamo altro da parte di tanti giocatori. E allora che cosa succede un po' in questo mercato del Catania? Andiamo a vedere una grafica, noi facciamo vedere ovviamente le ufficializzazioni. Attenzione, abbiamo inserito due giocatori che ancora non sono stati ufficializzati né da una parte né dall'altra, cioè il portiere Dini, che è stato ufficializzato ieri. Noi nei nostri telegiornali lo diciamo da tempo ovviamente, ma è stato ufficializzato ieri, e l'abbiamo detto anche a Corner, è stato ufficializzato ieri da Grella, e Verna come cessione, che è stato ufficializzato invece da Antonini come acquisto del Trapani. Ovviamente siamo in attesa ancora dell'ufficializzazione da parte dei due club, per cui questo lo diciamo a chiare lettere. Per quanto riguarda le cessioni del Catania, vi dico che D'Andrea è più vicino all'Arezzo rispetto che al Cerignola, situazione che si potrebbe sbloccare fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Celli potrebbe andare a Rimini. Ci sono poche novità su Montalto, Luperini e Guglielmotti. Monaco, sappiamo del no al Messina, che è del giocatore, ma anche la pista del Messina, della società, si era un po' raffreddata. Il giocatore però ha detto no ad altre due squadre, che sono Pro Vercelli e Cavese. Per quanto riguarda Chiricò Ternana, l'obiettivo è provare a chiuderlo la prossima settimana, chiaramente con una divisione dell'ingaggio. Una parte dell'ingaggio, in teoria quella maggiore, dovrebbe essere pagata dalla Ternana, e una parte, quella minore, dal Catania. Il Campobasso aveva chiesto Maffei e Verna, poi ha preso l'esterno a sinistra, e Verna sappiamo che è indirizzato verso Trapani. Gli arrivi, Masi, under 23 dell'Atalanta, in questo momento è più di Bertoncini per quanto riguarda la difesa. Garretto ha tante offerte anche alla Serie B, questo lo diciamo, e l'obiettivo sono due difensori, oltre al portiere, due difensori, un centrocampista e uno o due attaccanti. Come detto, tutto dipenderà chiaramente
dalla situazione esuberi, dai giocatori che possono partire e tutto quello che sappiamo ormai da tempo. Abbiamo provato un pochettino a dare qualche aggiornamento in tal senso. Andiamo adesso da Anna, perché un altro aggiornamento importante che arriva dalla settimana è quello relativo alle condizioni meteo. Poi lo chiederemo, ci avviciniamo insomma all'argomento partita, lo chiederemo anche al nostro collega che ci parlerà da Picerno, però voglio andare da Anna perché sui social è uscito qualcosa che insomma rassicura un po' sulla disputa dell'incontro. Sì, Marco, vi mostro le foto dello Stadio Comunale Donato Curcio di ieri, dell'allenamento del Picerno, per farvi vedere le condizioni del campo. E queste appunto sono le foto del Donato Curcio, stiamo parlando della giornata di ieri, guardate un po' la situazione, le previsioni del tempo, qualcuno di noi le legge, ormai siamo nel 2025, non è un mistero per nessuno, andare su qualche canale di previsioni del tempo dicono che c'è pioggia, che però le temperature si alzano, dunque difficile al momento pensare a una ripetizione della situazione della settimana scorsa, perché ricordiamo tutto è cominciato perché è stata rinviata la partita fra Potenza e Benevento. Potenza e Picerno sono distanti 10 km la scorsa settimana per neve. Dire dunque adesso è una partita che si giocherà Picerno-Catania. Poi è chiaro, non abbiamo la palla di vetro, non sappiamo cosa succederà nei prossimi 2 giorni con il tempo, ma insomma questa è la situazione al momento attuale. A proposito di partite di campionati, chiudiamo questa prima parte particolarmente ricca in cui abbiamo parlato di tante cose. Voglio approfondire con Ermanno la differenza fra queste prime 2 partite del 2025 del Catania, perché 0 punti, questa è purtroppo la situazione, ma 2 partite diverse con Benevento e Juventus. 2 partite diverse, sicuramente dovute al fatto che comunque la classifica delle 2 squadre è totalmente differente. Tra Benevento e la Juventus Next Gen ci sta ovviamente un divario di classifica importante e il punto su cui bisogna focalizzare il nostro focus, la nostra attenzione è la differenza di interpretazione e il dominio del possesso e del palleggio che il Catania ha avuto contro il Benevento e contro la Juventus. Il Catania, che contro la Juventus è stata molto più padrone del gioco, molto più padrone del possesso, e che ha creato molte più occasioni, molta più pericolosità. Ecco, un'altra caratteristica che accomuna il Catania sia nella partita contro il Benevento che nell'ultima, nella scorsa, è comunque un XG, quindi un expected goal, ovvero i gol attesi, sono abbastanza alti, perché degli expected goal che superano l'1.5 in entrambe le gare ci fanno comprendere come il Catania sia una squadra che comunque in entrambe le prestazioni si è resa pericolosa, si è sempre resa pericolosa, ha sempre creato, anche se ovviamente con la Juventus ha creato un pochettino di più, però ha creato per far male, per andare a rete, a segno più volte rispetto all'avversario. Con la Juventus c'è anche, secondo me, un pizzico, un po' di chiamiamola sfortuna, chiamiamola mancanza di cinismo, chiamiamola mancanza di lucidità, però sicuramente quando calci 18 volte verso la porta e segni solamente un gol al 94esimo, quasi a tempo scaduto, ci fa comprendere come a questo Catania manchi qualcosa, manchi anche un pochettino, sì è vero, di fortuna, anche un pochettino di lucidità, no? Negli ultimi metri, però è un Catania che è vivo, è attivo, e questo ce lo fa vedere soprattutto quello che è il dato sui passaggi nella tre quarti avversaria. Una squadra che gioca 40 o 69 addirittura passaggi negli ultimi 20-25 metri del campo avversario ci fa comprendere come vuole dominare le partite, come vuole essere pericoloso, come vuole in qualche modo imporre il suo gioco rispetto al gioco dell'avversario, e come lo riesce a fare anche abbastanza bene. Però ovviamente i risultati, come hai detto tu Marco fin dall'inizio, è un 2025 che ha portato 0 punti e ovviamente ha portato una conferenza, quella di Grella di ieri, che risaltano poi tutte quelle che sono le problematicità. Noi ci fermiamo, andiamo in pausa, perché poi andiamo a parlare più da vicino del Picerno e andiamo ad analizzare tatticamente la partita che attende i rossazzurri al Curcio. Fra poco. Seconda parte di preview, come prevedevamo
la prima parte ha sollecitato insomma, alcuni messaggi da parte dei nostri telespettatori, allora voglio tornare da Anna per leggerne alcuni. Abbiamo alcuni messaggi per Mister Breve, ci scrivono: buon pomeriggio, condivido e confermo quello che ha detto Carlo Breve. Io continuo ad avere fiducia in Grella, lui è una persona onesta e giustamente conferma i suoi errori. Non è scontato ammettere gli errori. Sergio Pennisi. E ancora Sergio Pennisi ci scrive: io abito a Massa Annunziata, già i lavori sono iniziati in estate e sono a buon punto. E ancora Mister Breve, se Grella fosse stato intellettualmente onesto, come dice lei, si sarebbe dovuto dimettere. E ancora ci scrivono: buonasera, la frenesia per arrivare alla promozione da subito ha portato a 2 anni di disastri, debiti e fallimenti sportivi. Tradito il progetto iniziale di dare spazio ai giovani siciliani, ingaggiando vetusti atleti venuti a svernare a Catania. Il modo di scrivere dei nostri telespettatori è anche abbastanza forbito, però dico, al di là di questo, Carlo, faccio rispondere te perché uno era d'accordo con te, uno hai fatto, è normale, si divide quando si fa un'opinione. Delle opinioni è unico, deve essere, è giusto così. Rispondo a chi ha detto che si sarebbe dovuto dimettere, ma se lui è convinto, e così ha detto, di riuscire a portare il Catania dove merita, è chiaro che deve essere fermato, ci deve essere una richiesta di dimissioni e lui ha detto che se non trovasse nella proprietà il presidente che gli dia ancora fiducia, si sarebbe dimesso tranquillamente, non ci sarebbe neanche stato bisogno di dimettersi perché avrebbe preso le valigie e sarebbe andato via. Ma se lui è convinto di portare questa nave in porto, è giusto che resti nelle sue convinzioni. Nessuno gli può, ha detto questo, nessuno può smorzare il mio entusiasmo e la mia voglia di portare il Catania dove merita. Mi sembra che abbia detto proprio questo. Sì, è esattamente così. Questo è quello che ha detto. Poi ovviamente ci sono interpretazioni positive o interpretazioni negative. È giusto che il tifoso in questo momento sia arrabbiato e che identifichi lui come capro espiatorio. È giusto. Anche perché, insomma, però è giusto, come dicevamo, è la figura apicale della società. Non c'è ombra di dubbio. È giusto che evidenziare ciò che lui ha detto e ha trasmesso in quest'ora e mezza di conferenza stampa. Ieri abbiamo detto come una partita praticamente, c'è anche stato dei minuti di recupero perché è stata circa 1 ora e 35, per cui c'è stato anche un po' di recupero. A parte gli scherzi, andiamo a parlare del Picerno con le grafiche, fra poco lo faremo con un collega di Telenorba che ci parla proprio dalla Basilicata. Intanto andiamo a vedere le grafiche del mister e del giocatore che noi abbiamo individuato come più rappresentativo insomma in questo momento per il Picerno. Il mister, lo sappiamo, è Tomei, cresciuto alle spalle di Francesco, che adesso allena il Venezia e ha fatto tanto anche come secondo in tante categorie importanti. Ricordiamo che poi c'è il solco di Longo dell'anno scorso. Mi permetto di dire, Marco, lui è un allenatore moderno. Sì. Calcio, a proposito di calcio posizionale di qualche mese fa, calcio relazionale, è il calcio che in questo momento tante squadre stanno applicando in Serie A. E lui, avendo lavorato con Di Francesco, che è un fautore di questo tipo di calcio, abbiamo visto anche a Catania, difesa a 4 ma che costruisce a 3, con il terzino sinistro che si alzava tantissimo e teneva basso il tutto fascia del Catania, e con Esposito in un ipotetico 4-2-3-1 che andava in mezzo al campo a creare superiorità numerica in mezzo al campo. Quindi tante rotazioni e hanno avuto il dominio della gara e del possesso palla, ed è proprio questo quello che si prefigge il calcio relazionale, avere sempre il dominio della partita, e questo l'ho avuto anche a Catania, quindi tecnico moderno. Poi le qualità della squadra sono quelle che sono, magari non possono puntare a un campionato di vertice, però sono lì. Però stanno facendo sicuramente bene. Andiamo a vedere il giocatore più rappresentativo in questo caso. Noi abbiamo messo Energe per il buon campionato che sta facendo certamente, ma perché è un irrinunciabile da parte di Tomei. Ha fatto 6 gol in campionato, è il suo maggior bottino raggiunto già dopo poco più di metà di stagione. Sarà impiegato sicuramente anche con il Catania. Il cammino del Picerno, e poi andiamo dal nostro collega
che è collegato con noi, andiamo a vedere le ultime 5 del Picerno in campionato per dare un po' lo sguardo, per vedere un po' quello che è lo stato di forma della squadra lucana. Gli ultimi 5 risultati della squadra lucana se li abbiamo, se no andiamo subito da Federico Pellegrino che dovrebbe essere collegato con noi. Eccoli qua i risultati. Vi dicevamo lo stesso ruolino di marcia il Catania, 8 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte, sono 32 i punti contro i 31 del Catania per i motivi che tutti sappiamo, e poi questa è la situazione delle ultime 5. Federico, ti vedo collegato già innanzitutto ti chiedo subito, fuori da quella finestra nevica? Per sapere. Basta. Se no, basta, esatto. Ciao Federico, Basta. buon pomeriggio. Ciao Marco, sì, meteorologicamente non è stata una settimana facile proprio perché da domenica mattina fino a lunedì sera non ha mai smesso di nevicare. Tra l'altro la neve ha creato grossi disagi dal punto di vista della viabilità, e poi l'unica cosa buona di questa neve è che ha ridotto l'emergenza idrica che ha un po' attanagliato la Basilicata e forse un po' a tutto il sud Italia negli ultimi mesi del 2024. Dimmi se ci sono possibilità in questo momento che la partita non si giochi, assolutamente no, vero? Esatto. Bisogna giocare, se no il campionato finisce a giugno, dai. Senti, invece ti chiedo, magari possiamo andare a vedere anche le immagini mentre tu ci parli dell'ultima partita del Picerno, che fra parentesi è andata anche bene. Ti chiedo quelle che possono essere le soluzioni tattiche di Tomei per la partita con il Catania. Ma guarda Marco, quello che dicevate da studio mentre ero in preascolto è assolutamente la fotografia di quella che sarà la partita di domenica. Il Picerno non cambia atteggiamento, non l'ha fatto quando magari le cose stavano andando male, e non lo farà adesso che comunque con la vittoria contro la Casertana è l'utilissimo pareggio, perché il Picerno ha giocato in 10 contro 11 in casa contro il Trapani in inferiorità numerica. Le cose si sono sicuramente messe meglio, hanno mostrato una squadra che al netto delle difficoltà anche di organico che ha avuto nell'ultimo periodo ha saputo venire fuori molto bene, con giocate di qualità, anche con la capacità di saper soffrire, che magari nelle ultime partite, soprattutto in quella di Avellino, questa squadra sembrava avere un attimo smarrito. Poi nel frattempo ci sono stati anche dei movimenti di mercato. Picerno ha inteso farli subito, quindi la società senza forse, già nel mese di dicembre aveva chiari quelli che potevano essere gli obiettivi, ha lavorato sia in entrata che in uscita, e con gli arrivi anche di Manetta dal Messina, Maselli del Giuliano, vedremo Palazzino in prestito dall'Ascoli che aiuto può dare, Gibril che non dovrebbe essere convocato per la partita contro il Catania. Vedremo anche Tomei che mano potrà ricevere diretta dal mercato. Finora c'è stato un ottimo apporto da parte di Manetta e di Maselli, però è chiaro che poi qualcosina negli ultimi giorni di mercato il direttore Greco fa sempre, quindi rimaniamo vigili anche noi. Federico, io ti ringrazio per le tue considerazioni anche legate al mercato del Picerno, prossimo avversario del Catania. Ci vediamo al Curcio. Ciao Federico, buon pomeriggio. Ritorno intanto per parlare. Ciao, buon pomeriggio ancora a Federico Pellegrino. Ritorno invece da Ermanno per andare a vedere un pochettino di statistiche, no? Sì. Quelle che sono le differenze, se ce ne sono, fra Picerno e Catania nei dati, visto che le due squadre occupano praticamente la stessa posizione di classifica. Occupano praticamente la stessa posizione di classifica, ma se possiamo vedere la grafica, cioè ci sono dei dati. Io ho segnato l'XG su tiro, i tiri subiti, i duelli aerei vinti, che vedono il Catania in prima posizione
nel girone C, quindi se parliamo dei dati veramente meramente dati, il Catania vista da fuori, non guardando i risultati e le prestazioni, chiunque, qualsiasi data analyst ti direbbe il Catania sta nelle prime 3. Quindi questa è una cosa che un pochettino fa ridere, allo stesso tempo ovviamente ai tifosi del Catania crea un po' di delusione, perché il Catania è una squadra che, come ho detto anche poc'anzi, una squadra pericolosa, una squadra che crea tanto, crea molta pericolosità, vedi l'XG sul tiro molto alto, tira molto in porta, lo fa spesso dentro area, abbiamo detto alle scorse settimane che calcia poco da fuori, ma dentro area si fa trovare molto. Crea tanto anche con dei tocchi in area avversaria, 16.3 sui 90 minuti vuol dire che tu dentro area avversaria c'entri molto, no? Quindi anche quello, quando entri e crei così tanto e poi tiri le somme e prendi così poco, anche quello un pochettino deve far riflettere, sicuramente fa riflettere qualsiasi tifoso etneo. A proposito, ti interrompo, scusami. Proprio per i tifosi che magari fanno il paragone col Catania dell'anno scorso e dicono che è lo stesso, la stessa solfa, non è così, perché il Catania dell'anno scorso non tirava in porta, non creava. Il Catania di quest'anno crea tanto, sbaglia tanto, si deve mordere le mani, ma sicuramente è una squadra più viva rispetto a quella dell'anno scorso. Totalmente diversa, a livello di dati totalmente diversa, ma a livello anche di prestazioni totalmente diverse rispetto al Catania dello scorso anno, questo non ci sono dubbi. Passando però ovviamente quando i dati erano a confronto col Picerno, se vediamo i dati al confronto col Picerno, diciamo, sono dei dati molto simili, anche il Picerno ovviamente stando in quella posizione di classifica è una squadra che crea ed è una squadra che meno rispetto al Catania è pericolosa, però è una squadra che anche per le sue caratteristiche dei singoli, vedi Energe, ne abbiamo parlato prima, ma soprattutto Petito e Maiorino sono dei giocatori, così come Esposito, che amano molto, oltre che spaziare e variare, amano molto la ricerca del dribbling e dell'uno contro uno. Lo sai che ti dico, Ermanno? No, continua. Quindi no, diciamo, ci aspettiamo una squadra che costruisce dietro, che cerca un calcio relazionale, però una squadra che comunque si muove tanto e che creerà diverse occasioni anche molto particolari. Vedremo adesso dei tagli video. Oh, bravo, sei arrivato proprio al punto, perché visto che tu ovviamente ti scaldi quando c'è da parlare di tattica, è normale che sia così. Io poi sono con voi che capite tantissimo ovviamente di calcio e soprattutto di tattica, perché insomma questo fate di mestiere. Voglio che insieme a te andiamo a guardare la fase di non possesso prima del Picerno e poi appunto la fase di possesso di quello che ci dicevi tu, con dei giocatori che hanno molta capacità di variare e di cambiare posizione. Partiamo dalla fase di non possesso, però. Partiamo dalla fase di non possesso, perché così vanno chiamate, le marcature. La marcatura è un principio di marcatura che ha portato avanti Tomei, soprattutto nella metà campo difensiva, è una marcatura uomo. Qui Allegretti e Gilli, tra l'altro Gilli non è più un giocatore del Picerno, comunque giocatori che, soprattutto i difensori centrali, che marcano a uomo, quindi seguono l'uomo, marcano come si faceva diciamo una volta, quindi col contatto fisico, tenendo molto stretta la marcatura, stando sempre attenti e posturati anche molto bene. Manetta, in questo caso Nicoletti, che non è proprio un difensore centrale ma Allegretto sì, sono dei uomini, dei difensori che amano quel principio lì, e mi è piaciuto sottolineare questo tipo di marcatura che blocca completamente l'avversario, che cerca di limitarlo in tutti i suoi spostamenti e movimenti, perché sicuramente aspettiamoci domenica una gabbia vera e propria su Inglese. Quindi sicuramente che già era stata fatta all'andata, con Gigli e Allegretto che lo hanno veramente marcato veramente bene, hanno concesso pochissimo. Io infatti su questo volevo ritornare. Vedremo. Inglese è comunque uno che si muove, spazia nella zona centrale, non va quasi mai largo, gioca sempre centrale. Si deve aspettare, sicuramente se lo aspetterà anche Toscano, una gabbia vera e propria, con un giocatore attaccato sempre, come si suol dire, dietro alle caviglie, e poi l'altro che invece farà tanta copertura o gli ruoterà addirittura davanti. Situazione diversa invece, se è possibile far vedere la seconda clip, se il Catania dovesse giocare con le due punte, perché se gioca con la seconda punta
seguendo la marcatura uomo molte volte capita che il secondo difensore, non tanto Manetta, esce in pressione in marcatura alta. Ovviamente il mister lo sa benissimo, quando irrompe la linea, quindi quando spezza questa linea perché deve andare a marcare nella zona diciamo di 3/4 tra le linee, si crea lo spazio alle sue spalle, e quindi quella potrebbe essere una soluzione, uno per sgabbiare in qualche modo, scusate il termine inglese, e due per creare degli spazi e creare pericolosità. Senti, certe volte abbiamo visto appunto che la linea si ricompatta, ma come hai detto tu adesso, lo possiamo vedere anche nella terza. Sì. Restano comunque degli spazi su cui il Catania... Nella clip che abbiamo visto adesso, diciamo, non succede nulla. Sì, in questa qua... clip Nicoletti rompe la linea, ovviamente la linea che si deve ricompattare, ma si ricompatta a 3, ricompattandosi a 3 ovviamente libera uno spazio, che è lo spazio lasciato da Nicoletti e lo spazio sul secondo palo, e quindi ecco qui l'occasione diciamo più nitida della Casertana contro il Picerno, che si trova, quindi ci sono degli spazi che si possono liberare. Deve essere bravo il Catania a attirare la pressione avversaria e a liberare lo spazio alle spalle. Allora riposati un po', Ermanno, torno da te fra pochissimo, torno invece da Anna subito perché ci sono altri messaggi. Anna. Sì, come sempre Marco, e inizio con un messaggio da parte di Antonio da Catania che ci scrive: la società Catania ha fatto una grande fesseria, ha ceduto 2 giocatori alla Ternana, fatto sta che la Ternana è in vetta alla classifica. E ancora, forza Catania, mi dispiace vederti in mano a questi mercenari, Pelligra apri gli occhi. E ancora, buon pomeriggio a tutti. Perdonatemi, avrei una domanda. Come mai dopo 11 anni siamo ancora in Serie C? Ci hanno detto che a Catania c'è pressione, ma non mi risulta che a Bari, Palermo, Catanzaro, Castellammare, eccetera, giochino spensierati. Eppure loro sono in Serie B. E ancora, cambio di rotta dunque su D'Andrea. Poteva essere la spalla ideale di Inglese, dicevano, e invece via. Chiedo a Carlo Breve che tipo di portiere è Dini. Negli ultimi tempi non ha giocato molto. Allora Anna, io mi sono segnato tutto, quasi tutto. Intanto parto dalla considerazione primaria. D'Andrea e Dini me li ricordo. Considerazione primaria perché le altre piazze non sono calde come Catania? Che aspetta la Serie B da anni? Un nostro amico da casa ha detto, secondo me, la cosa più importante: 11 anni di Lega Pro. Questa società è nuova e questo è appena il secondo anno, quindi non tutte le colpe possono essere addossate. Una società che è da 1 anno e mezzo in questa categoria, quando da 11 anni il Catania sopravvive in una categoria che è una categoria non adatta alle potenzialità della città. Quindi è un campionato difficile la Lega Pro, è difficile uscirne fuori e questa è una verità. Dini? Che portiere è? Portiere forte, sì. Ma era forte anche Adamonis. Sì. Non pensiamo che Adamonis era l'ultimo arrivato. Portiere forte di categoria, che è venuto con tante credenziali importanti. Quest'anno sì. L'anno scorso mi pare 29 presenze a Crotone, anche tante partite senza subire gol. Portiere forte, Dini, sicuramente di categoria. D'Andrea sì, anche noi l'ha detto Toscano più volte, l'ha detto